Iron Maiden neomelodici, ascoltali anche tu. E allora siamo qui in compagnia di Bruce Dickinson, il cantante degli Iron Maiden, ma anche il pilota di Formula 1, di aerei di Formula 1, ciclista, infermiere, pescatore di sgombri, insomma un po' di tutto fai, vero Bruce? Allora come iniziate questa storia qui, diciamo di questa curiosità? Trovavo a Napoli, sì, convegno di ufologia, ci sono un appassionato di ufologia, mi piace vedere le cose da mare, di stimolante, va. Io te le sono vicino, dicevo che cosa, magari a un certo punto un carretto mi pare, con la musica, mica tutto è iniziato quando è tornato dalla vacanza, era stato in Italia, mi pare a Napoli, sì, era stato a Napoli. E gli ho detto, no, era strano. Allora Steve il cane bassista degli Iron Maiden, rivela anche a voi che ci state guardando la misteriosa combinazione del caso, il destino che ha creato il blues neomelodico, vero? Sì. Com'è nata questa situazione? E lo vedi? Si nascondeva. Cioè, adesso che cuffiette che sentiva Walkman, addirittura il vecchio Walkman. Capisci che sentiva la canzone e canticchiava. Poi ci si sente, ma dobbiamo fare il pezzo per il nuovo album. E lui fa, come? Secondo me devi avere anche un po' di pazienza ormai con Bruce, ormai è nella terza età, ci deve andare diciamo all'age. Sì, io avevo pazienza, però il Doria si fissa e non ci può fare niente. E canticchiava una canzone strana, ma non sei, come si chiama, una canzone di chiesa, non lo so. Era una canzone con una melodia particolare. Una serie di Santa Chiara. E la cosa mi ha colpito perché c'era questa canzone, una serie Santa Chiara, ma una cosa pazzesca, perché mi piaceva, era una che mi pigliava da dentro, quel giorno io mi incominciavo perché mi sono emozionato assai. Certo, è una cosa molto emozionante, ma io vedo che sei un gran romantico, vero? Anche se certo ci sono altre canzoni, pure che so, Sole mio, le solite canzoni classiche, però la serie Santa Chiara c'è un pathos che io... Arrivato in città punto, voleva cambiare nome alla casa discografica. La voleva chiamare Golfo di Liverpool, dove il mare luccica. Ma, questo è piccino il mare luccica. Liverpool non è che luccica. Io niente, così è più indicato, è più bello, mi piace di più. Poi non lo so, c'è il sole, il mare, le stelle. Certo che Bruce è un gran romantico. Hai provato la sera per esempio a metterla a letto e fargli ascoltare? Ma a un certo punto mi fa, senti sto pezzo, e ha cominciato a cantare Una serie Santa Chiara. Ma io disse, ma che cos'è sta qua? Che sta fuori? Pensa sfai sfasando. Ma è però bello, mi piaceva pure a me onestamente. Chissà, ma ci pezzi che facciamo un album nuovo, una cosa nuova per i nostri fans, per farvi vedere che noi cambiamo, abbiamo sempre... Poi c'è l'acquato che mi viene perfetto, cioè io mi immagino al Metropolitan a New York che canto questa canzone come un pazzo, e allora a un certo punto ho detto io la devo fare mia, la devo cantare io, questo deve essere il mio pezzo forte, e così mi sono convinto e cercavo di capire come dirci a Stefano, perché io che l'è fessato, io ci piace la musica punk, ci piace l'heavy metal, però... No, l'heavy metal, certo è bello, a un museo c'è un conosciuto buono, la canzone di Santa Chiara mi piace assai, io mi ricordo pure un mio matrimonio, sì, lo so, l'ho fatta cantare, la cantavamo e tutti, e quindi mi sono messo a piangere quando l'hanno messa e non riuscivo a fermarmi, ho dovuto intervenire il prete con l'acqua benedetta, e più di una volta mi sono venute convulsioni, sì, e parlavo in dialetto napoletano stretto, Bruce, sì, però io... una cosa proprio dall'altra, non so, quasi strana. Non ci posso fare niente, mi piace, è meglio, me lo segno pure la notte, una serie Santa Chiara, è una cosa pazzesca, questo pezzo mi piglio assai, lo sento tutto il giorno, non faccio altro. Poi un giorno se ne spuntò con un album di Carmelo Zappulla che non conoscevo.
E devo dire che l'ho apprezzato. Anche Tonio Starita, Mario Mero, dei classici. Diciamo che ormai ascoltiamo solo questo.